Ecco qua, questo è l'alberello e l'ho finito. Secondo me è basso, ditemi voi cosa ne pensate. Questa è la stanza e secondo me è basso, io lo metterei su uno sgabello. E niente, ho messo, come vedete, le luci sia colorate, sotto ci sono luci colorate e luci bianche, e sopra ci sono solo le luci bianche, quindi quelle gialle, sì, bianche. E ho messo questo invece che il puntale grande, come vi avevo detto. Mettevo la stella, infatti l'ho messa. Qui ci ho messo, come vedete, del cotone per fare la neve, e qua ci ho messo anche le stelle filanti rosse. E niente, poi ho messo palline. Ovviamente le palline sono tutte un po' diverse perché sono tutte da riciclate in pratica, quindi è tutta roba che magari non è completa, eccetera eccetera, però alla fine nell'insieme è venuto benissimo l'albero, quindi secondo me se ne avete di vecchie continuate a riciclarle perché alla fine viene una cosa proprio bella. Guardate queste qua sono bellissime, sono tipo da discoteca, e queste qua quando c'è il sole brilluccicano tantissimo, e Panna vuole prendere tutti i riflessi che trova. Il mobile l'ho finito di decorare in questo modo, quindi siccome avevo tante di queste stelle filanti rosse, le ho messe tutte intorno alla ghirlanda, al festone verde, in modo da riempirlo un po' di più e richiamare tutto il rosso che ho messo sotto. E i due Babbi Natali piccoli appunto li ho messi qua sulle due mensoline. Poi qui in tavola ho lasciato questa tovaglia qui con i cervi, i cuori eccetera, tirolese, e ho messo questo centrino qua sopra che mi ha dato mia mamma, che vi ho fatto vedere, e ci ho messo anche questo qui, sempre che vi ho fatto vedere, con la candela rossa. Secondo me blu e rosso sta bene lo stesso, anche se è tutto un mischiotto di colori, non importa. Comunque la candela rossa richiama i pezzettini rossi come sono nell'albero e il mobile, insomma. Il centrino, questo qua blu, l'ho messo appunto sul tavolino perché sta benissimo, e poi cambierò anche il divano, metterò una tela sopra per cambiare un po', perché sono stufa di vedere tutto sto blu intenso, e quindi metterò una che ha anche un color crema, un color blu insieme, quindi un po' più delicata. Nella bussola interna invece ho messo questo centrino su questo mobile. Questo è rosso ovviamente, ci ho messo le caramelline qua al centro che sono verdi, e poi ci ho messo il piccolo pupazzo di neve con la candela all'interno alla vaniglia. E niente, questo l'ho messo qua, faccio tutte le mie carte, le mie robe eccetera. Poi invece da questa parte a sinistra ho messo l'alberello più piccolo, che era quello che facevo sempre in camera mia. Ci ho messo un po' di cotone, ci ho messo questi pallini, catena pallini grossa, e sempre cosi rossi qua tutto intorno, non l'ho tagliato stavolta, e poi ci ho aggiunto queste decorazioni qua che sono, non so, è polistirolo con un po' di roba rossa intorno e due pigne, e ne avevo tre, quindi ne ho messo 1, 2 e 3 sotto, e basta. Poi sotto nel vaso ci ho messo anche qua il rosso, e sotto all'alberello ho messo queste tre pigne dorate, e questo qua che vi ho già fatto vedere con la candela all'interno. Ok, ultima cosa che vi faccio vedere che ho messo è questo fiocco di neve. L'ho appeso qui alla fine perché comunque anche qua in bussola ci sta qualcosa. Vi faccio vedere Panna e poi io vado. E vedete che sta qua attaccata al radiatore, ovviamente. Tanto si lava. Ehi, bu, bu, bu. Panna dice: ma tu sei scema o cosa? Guarda che musotto che hai, bellissima. Allora saluta tutti, Panna, saluta, bacino, un bacino, non glielo dai un bacino? Ciao a tutti, ciao a tutti, io mi scaldo le zampine.